Buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriel e lavoro nell'ambito della nutrizione umana come clinico e come ricercatore. Questo video nasce dall'idea di dare qualche informazione che possa aiutare a passare oltre questo periodo spiacevole in cui tutti ci troviamo a vivere purtroppo. Allora, il nostro organismo per mantenersi in salute il più a lungo possibile ha bisogno di un'adeguata quantità e qualità di alimenti che forniscano adeguate quantità di nutrienti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente devo mangiare un po' di tutto, perché non esistono alimenti buoni e non esistono alimenti cattivi. Quello che fa di un alimento, che lo fa diventare buono o cattivo, è fondamentalmente la quantità che io introduco e la qualità di provenienza di quest'ultimo. Quindi un organismo che è sano, lavora bene e si difende bene dagli insulti esterni. Questi insulti esterni possono essere ovviamente lo stress quotidiano o i patogeni, che possono essere purtroppo virus, batteri o funghi. Gli alimenti mi danno, oltre all'energia, dei micronutrienti molto importanti, quali ad esempio la vitamina C, la vitamina D, lo zinco, il selenio e la vitamina B12. Questi ultimi sono molto importanti perché sono alla base del corretto funzionamento, a vario titolo, del nostro sistema immunitario. Quindi io questi nutrienti, come ho detto prima, li ottengo dagli alimenti e gli alimenti sono il caposaldo di una corretta nutrizione. Perché sicuramente il dubbio viene, posso anche assumerli attraverso gli integratori, però gli integratori sono coadiuvanti della corretta nutrizione. In primis c'è la corretta e adeguata nutrizione e alimentazione. Quello che mi preme sottolineare oggi è che purtroppo molte persone in questo periodo stanno facendo delle diete un pochino bislacche, perché non riuscendo a mantenere un'adeguata forma fisica si inventano o comunque fanno diete del passaparola, fai da te. Queste diete purtroppo portano a scompensi e carenze nutrizionali che mettono il nostro organismo in una posizione scomoda rispetto al corretto funzionamento, o comunque essendo in deficit, potendo andare in deficit di alcuni nutrienti, non riesce a combattere bene e non riesce a difendersi da eventuali attacchi esterni di patogeni. Quindi già prima si diceva no a diete strane e soprattutto adesso meglio avere qualche etto in più alla fine piuttosto che ritrovarsi malnutriti ed affrontare delle situazioni poco piacevoli. Quindi alimentatevi e nutritevi adeguatamente, perché sicuramente l'organismo ringrazierà. E poi una nota, qualcosa su cui volevo sottolineare è soprattutto la frutta e la verdura. In questo periodo consumatela il più possibile di stagione, perché tutti quei famosi nutrienti di cui ho parlato prima li ottengo sì dalla frutta e dalla verdura, ma dalla frutta e dalla verdura maturata nel suo tempo balsamico. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione.